Abbiamo inaugurato gli archi d'estate. Come sapete, San Biagio Platini è famoso per gli archi di Pasqua. Gli archi di Pasqua che sono delle strutture effimere che mettiamo nel corso dove attirano tantissime persone. Noi come amministrazione ci siamo inventati invece gli archi d'estate, però grazie a un progetto del PNRR dove abbiamo preso delle somme abbastanza importanti, ma non solamente per gli archi d'estate, ma anche per sistemare delle situazioni che avevamo in sospeso qua a San Biagio Platini, tipo le mannere dove abbiamo mai messo un'area picnic, l'anfiteatro, un'area sosta camper e tantissime altre cose. Oltre a questo, grazie alla SMAP, oggi ci sarà la prima manifestazione del gusto, le vie del cibo della lunga vita, importantissima anche perché a San Biagio Platini abbiamo degli ultra centenari e quindi è una manifestazione importante anche perché fa capire che effettivamente nei sicani i cibi che mangiamo sono genuini e quindi ci portano ad avere un'età più lunga. Il cibo è un'attrazione turistica molto importante e noi lo vediamo anche nella festa degli archi a San Biagio Platini, dove mettiamo in moto una grandissima manifestazione dove ci sono bancarelle con i cibi particolari anche del territorio, come stasera voi vedrete qua il pitirri. Il pitirri è una ricetta tipica della tradizione locale, è realizzato con farina, uova e finocchietto selvatico. Poi si possono aggiungere verdure a scelta. Noi per esempio abbiamo messo il macco di fave. Il nome pitirri etimologicamente deriva, secondo degli studi fatti dall'Università di Palermo, dalle miniere di zolfo. Nel centro Sicilia vi sono diverse zolfare, come nella vicina Cianciana, e lo zolfo in natura non si trova mai allo stato puro, ma mescolato con altri strati di minerali, tra cui uno che ha un colore giallastro che si chiama pitirre. Quindi questa mescolanza tra il giallo del pitirre e il verde dello zolfo rimanda al colore di questa pietanza. In questa ricetta si porta dietro anche questo termine, frisculiare la farina, un connubio tra due azioni: rinfrescare la farina con le uova e nello stesso tempo briciolarla, e poi viene passata anche a setaccio per creare un semolino grossolano. Da tanti il pitirri è stato definito un couscous siciliano o ancora la polenta siciliana, ma rimane il pitirri che è una ricetta tipica di San Biagio Platini.